riprendo da Alessandro. Ci sta Alessandro. Ma non si vede. Alessandro, dice dove sono Guarda in guerra. Dice il tutto confessionale, come le pensi di questa partita? Alessandro non piace. Dica, non si vede, stai lì a bandiera. È vero. Ci ho detto ci vuole lo zoom. Guardando quelli che ci
93 minuti, quindi anche 93 minuti da registrare. Capito? Si salva. No, ma 3 minuti è partito da ora. Erano 106 meno 12. Poi si levano, si salvano. La partita non guardate lo specchietto, non la partita, gira soltanto quando si va. Medicina si è fatto male. Era diverso. Poi così. Posso filmare l'auto di tutto il campo? Guarda, mi sono dei video hai capito come devi fare? Visto che mia mamma c'ha delle scarpe di fuoco da fare infatti ho detto Ciccio, quando andiamo sulla riva non è che non riesco. Sta là la palla. Mi ha fatto lo scatto di regalo. Niente, che questo dura per la vita. Cosa mi deve sbagliare? Ricordo, vai a fare i cellulari e telecamere. Quello che dico io la Sei salita. adesso sarà da Da quanto tempo non lo vedo? sono facilissimo. Ah, pensavo uno che somigliasse a Gianluigi. Non li metto lui. Dai, Gianluigi. Vieni, vieni. Chiamalo, chiamalo. Riprendilo, riprendilo. Mica si sentirà bene l'audio.
pretendi un po' tu? Ci sta anche la voce. Sì. Allora un saluto a tutti. È arrivato Giorgio. Hai visto Alessandro che ha fatto? Sì, hai visto Alessandro che ha fatto? Sì. Li ho zoomati un po'. La ripresa è un po' scarsa, lo ammetto. Dovrebbe Balotelli. Poverino non può giocare, si è dimenticato il documento. Poverino. Devo starnuti. Ok, faccia là. Lavoro impegnativo. Mamma mia. Vedo le facce, così le vedo sfogate. Il medico è lui. Sono purissime. Vabbè. Sempre il dottore. Che c'è il farmacista. La cosina che la sta a fare. Io ti ho studiato medicina. Che passami 3-4 kg di graffito. Quelli stanno in un armadietto chiuso a chiave aperto, lo sai. Se ci dici anche dove sta la chiave, così lo sanno tutti. Beh, un po' di telecronaca. Non ti pagano. Ma gliel'hai chiesto oppure lei no, non ti paga? No, non glielo proprio chiede, ma perché il tirocinio non viene pagato. Può darsi che ti dà qualcosa? Si fanno i fattini nel frattempo. Confessionale quindi. Però la telecamera sta messo sbagliato. Poi facciamo pure adesso la faccia. Mi sta venendo in mal di testa a guardare qua. Ma ti ho detto non guardare. Non mi faccio. Guardi la partita e quando cambia il film. Quando è così guardo io. Come stai detto guardi tutto, ma. Gli abbiamo detto, ha detto di no, io volevo dire. Fa 4 minuti, Grazie. fa 4 minuti è finita, non ti preoccupare. Ho detto mamma abbia scorrito come alla 7 per fare riprese le partite di Serie A. Tanto la settimana c'è la telecronaca, quindi sotto non ti senti tu anche se parli. Delle lumi dalla mia. Quindi. Sì, abbiamo capito. Stefania! Ti hanno sentito danno, Patrone pubblicità. No. No, dopo se mi veramente da là. Io prima ho stoppato e poi ho ripreso, però secondo me si è cancellata proprio la ripresa. Si cancella, si salva a Secondo me sì. memoria. Sta 21 minuti per essere. Si salva a memoria. Beh, vale che vada, non si vede nel primo tempo. Potremmo servire per favorire tutti. Cioè, vedete di vincere. Ogni coppa pirata sarà.
Nel mio intimo Cicilli. Non si è sentito forte. Sì, anche io. Tornato l'occhio, ma che No, perché questo? si vede anche questo. Che brutto fuori si fa la telecronaca. Infatti sì, ci vuole la telecronaca. Non so tutti i nomi. Dici il numero. Dominante, mamma mia. Sbaglia, che non c'era la telecamera. Perché appunto la prima parte è andata persa. No, si sa in memoria. Perché se lui l'ha detto stoppa tra i quarti, Secondo me si stoppava in un altro modo. una cosa che costa 700 euro, Ho capito, ma secondo me si stoppava in un altro modo. no, si stoppa con il bigliettino e cosa rosso. Per fare il momento di silenzio. Come sta il nostro amato professore? Non era detto la io volevo andare a salutare, non ci sta. Salutacelo stasera. Come si arriva a fare? Infatti era ironico, Stefano l'ironia non la capisce. No, avevo capito. E dove insegna a fare liceo? Vabbè, poi c'è il nome, cioè che è artistico, Uno classico. è, mi pare. L'altro è scientifico. Ah, ce n'ha due, quindi. Come qua teneva San Nicola e Cos'è? Nicola, non si sta capiscendo, ragazzi. Guarda sopra, guarda sopra. non si trattengono gli strani. Infatti così lo fa, io quando voglio sopra lo faccio. Stai a farmacetta lo devo insegnare io questo trucchetto. Inquadra Fabio Farina che si sta appiccicando con me. A me mi dispiace mettere quello. Torino. Perché non si è presentato il medico, non si è presentato il medico della squadra. E anche Quindi lui che è dottore hanno detto fai tu il medico così non gioco, infatti sta là. Infatti non ho capito che torna in fondo, grazie all'uscita. Poi infatti io mi metto vicino alla squadra. Poi si mette in una VIP, dopo li portano gli aperitivi. No. Ha detto che qua ci offrono la cena se questo fatto. Veramente il caffè. Io do- Fabio, che ci soldi pure a me mi fa mangiare. Quindi ogni tanto puoi vedere che maneggi con vicino. Eleonora la palla sta là. Eleonora. Non mettere ansia, ancora devono iniziare. Dov'è? Non lo vedo. Ah. Io sono raffreddatissima.
ufficiale è arrivato l'avvocato Carozza. Sembra Mimmi Mulani. Ti dico che si sta appiccicando con l'allenatore. Federica. Così sembra pure che c'è tanta gente, ma facciamo gli applausi passati. Oh, guarda che la hygiene. Fuori sto sperando. Numero 10. La resa assomiglia. Penso che questo qua è finito. Ora stop, non è finito il... Anche Virus. non ho capito però vabbè, No, attivo. già attivato. L'arbitro sta dormendo. Con esso. Ma sono giovani. È vero. Non è che lo uso questo. Vabbè, però pensavo fosse più grande. Oh, quanto gente sta mettendo. Ma che da fare un biglietto? Anni di esperienza. No, vorrei cominciare a mettere mano. Immagini se cadevo mentre li prendevo. No, ma andava poverissima, sappilo. Questo non mi ricordo come si chiama. Questo qua, Il numero 18. Sì, 18, non so. no, sempre campetto. Un po' tutti fanno.
rischia più. Bravo Gigio. Fammi complimenti Gigio. Non va bene, la mia voce più esce male perché che sei più l'uomo. La data. Mano delicata. Bravo. Allora io dobbiamo andare al professore. Io forse martedì non faccio niente. Non ce la con anche un meglio. Non lo so, ti faccio sapere perché alle 6:30 devo salutarlo tutti quanti. Alle 6:30 devo andare al dermatologo a Macerata Campana. Lo stesso dove sono andata io. Sono andata pure io. Me l'ha dato Valeria, quella ragazza che viene all'università con me, che lei si è trovata Devi bene. andare a fare? No, no. Io per là sono andata. Ero andata a comprare. Questo là che mi aveva dato una crema. Non lo so, Ma è tutto il bene che ti voglio, cioè proprio io che vorrei che questo con 50 euro costa la visita quindi. sì, lo so, non da fare controllo tutti qua e più perché Valeria ha detto che alla sorella praticamente Pure a me ha detto che è bravo, sto soldando. però non so quanto tempo ci mette, spero che per me Quando sono andata io c'era parecchia gente. però io non glielo Dare stato. non glielo dico. Io massimo se quando mi sa che si lavora aperto se no mi fa andare un altro giorno. Mamma mia. Dai Gigio! Vedete l'avviso generale? La prossima volta che dico che? Che dico? La prossima volta che dico? Non lo so, ho detto la prossima volta. Io credo che sia proprio le trash, secondo me. Le categorie. Anche nel basket. E va. Stanno appicciando. Ci sono un chiarimento. Con un calcio in piedi comunale. La pennacchietta. Ero impegnata a vedere, non ho girato la telecamera in tempo. Vabbè. E allora ritorniamo sul nostro programma Il Salotto di Lamore. Il nostro ospite oggi è Stefania. Buonasera. Tipo Alfonso Signorini.
si chiamava quel programma creativo? Mi sta venendo mal di schiena, voglio il rimborso. Mal di testa. Spese. Quello con Fabio, qua avevi la telecamera Ecco. con Fabio. Chiedi che quando si vedrà questa cosa ci devo invitare con popcorn e Coca-Cola, ce la rivediamo assieme. È vero, la voglio vedere anche la partita. Non l'hai vista? Rivedere, infatti. I negozi in un video. In cassetta, ancora in cassetta la produciamo. No, secondo me ora la mandano per le edicole, tutte le partite del Coinio, perché non se le registrano tutte. In regalo la sciarpa. Le due ne ho registrate io. Sì, ma l'edicola Rossi, così pubblicizzo anche la mia edicola. Poi con l'incontro con il coach quando viene... Contro con il coach. C'hai fame? Ma che si parla? Se parliamo della pizza. Ieri non mi hanno fatto mangiare. A fine partita vi riprendo a tutti e due. Chi l'hai visto? Ah, questo è Ivan. Parlo di chi? D'Agostino della Sala. Sì, Agostino si ne è è sempre. Pensavo a mantenere la calma. Io per esempio l'ha preso l'allenatore il maglioncino. Infatti è proprio brutto il colore, mamma mia. Stai dicendo? Allora, stiamo commentando il colore del maglioncino della Madonna. Il fatto che stai trovando gli va Poi va strettissimo. Passo. Adesso rosso mi controllo. Oh cavolo. Ah! E mettila dentro. Dai! Zito c'ha un po' di freddo. Chi è che fischia così? Perché se E no tua fa sorella? se no fa presentanza con Federica, che non mi fischiato. Vai, Gi, vai! Vai, Gi!
Ivan. Si chiama Ivan. Vedi? Va Ivan. Dillo pure tu. Bravo Ivan! Si ricorda che Ivan, se no lo dici tu. Lui non me lo dimenticavo. Dai, avanti. Ecco. Stefania, tocca a te. Stefania! Le telecamere. In modo tale che Così non ci perdiamo tutte le manco la amparazioni. Faccio passare anche l'elicottero solo all'edificio. Si fa in piscina che mettono pure la telecamera sotto la vasca, sotto l'acqua. Vai, ti do un raccomando. Grazie per l'approvazione. Beh, direi affanare le tavole. Cioè, a me mi sta venendo la Il febbre. pallone. Oh, guarda l'arbitro. Che arbitro. Poverino, c'è rimasto malissimo. Però nei titoli mettono scritte Eleonora alla regia. Ah, sì. Io faccio il commento tecnico e tu fai la commentatrice e dici questo palazzetto è stato costruito. Fare delle società dei giocatori. Stefania, commenta un po' i giocatori. Dobbiamo dire di più pubblicità però. La prossima volta ci autorizziamo, tu fai anche il discorso. E lui no. Sto seguendo, non ti preoccupare. Mi ha inventato la scommessa di circa 15 gradi. Vedi poi fagli raccogliere tutte le partite così dopo le mettiamo in edicola. Oggi sta un po' spingendo. Dai! Ah, vedi, qualcuno se la fa.
Si mangiare il ghiaccio di giù. Anche perché se lo devi mettere sulla gamba gli servono 4-5 pezzi. Ricordo quando applicavamo a scuola lo usavamo. Ma ti ricordi con Carmela quello che facevamo? Beh, penso che Ci andavamo nella stanzetta. secondo me abbiamo fatto fallire la scuola, il concetto di tutti i Quante volte quell'anno siamo andati in infermeria, non lo so, guarda. tra Marino, si vedeva. È chiaro. E la parte si vende vicino. Mi spogliatoio. Ma come mai? Ma come mai? Era un po' piccola vita. Io penso che cerco di essere intollerante. Io poi direi, io mangio lo stesso. Alla fine là non è, cioè stai male, capito? Non è che succede lo troppo. Ma va la sede. Dai, continuiamo, dai, Stefania. Vai. Sembrava avevamo. Stanno litigando, quindi è successo. Ma è cretino l'allenatore che ci è andato contro. Ma chi? C'è l'allenatore contro un giocatore, vi rendete conto? Perché tu non sai cosa è successo la partita scorsa a casa. Guardalo! Non ti immagino la torta partita a casa Buda che sia successo. La stretta di mano per l'allenatore fare. No, è uno schema, ma non ho capito come si chiama. Vai, tira. Non ce la fai, su. Va bene, sei malissima. Vai. Bellissima. Ma che ci dai il nome, Fabio? Guarda quell'altro come. Questo è il massimo, Dai, Ah, che è così. sta troppo. Come fa? Guarda, no. È un pazzo. Si è fatto male. Non è riuscito ad alzare. Sangue. No, c'è il sangue. Ce l'ha la mano. Continui insieme. La palla sta là. Vuoi riprendere la scena?
questa non sta male, qualcuno si è fermato. Dopo ricordati di dopo. Chi è che ha urlato? Me ne sono persa. Agostino ha cercato di salvare, si è entrato qualcuno. Ma ha urlato lui. Non lo so, non so. Stava però dicendo che quella sta andando a battere. Sì, il numero 6. No. Non sempre, non so prima, quando che si lava. L'altra. Non lo so. Dov'è la palla? Non so chi devo riprendere. E l'arbitro la deve nascondere. Vai! Vai, che Dai! Vaffanculo. oh, ma adesso mi non hai ripreso nulla. Io urlerei in grande, ma tutto a posto? Riprendi la farina, la panchina di... Andiamo a vedere cosa Ecco dice qui. l'allenatore. Va bene? È per la pubblicità questa. Pubblicità. Il basket è quello Oh, cazzo. Tutto finto a fare lo stesso. Profumi E sapori. puoi anche... Finto market. Via le taglie. Secondo me ci sarà Chiorri con Marina. Comunque ho chiesto a mio padre, il giornale lo stampano a livello nazionale, poi ogni regione ci mette la sua pubblicità dentro. Ah. No, perché sennò non aveva senso. Vai Cicci! E dai. Piattone! Mai, non si può muovere. Oh, il numero 10 si sta casando un po' troppo, mi dà fastidio. Sì. Ah, posso da mai per me. Funziona, l'ansia. Cioè, i peli della chef. Che schifo, grazie. Dai. Uno. La palla sta là. Vabbè, ma l'importante è questo, è poco importante. L'importante è come si dispongono da questo attratto, tu non capisci niente, Celario. Quel tiro doveva lanciare la pizza in realtà. Invito da fare quello. Allora, mancano 6 minuti e 40, siamo a 58.
messa in panchina. Agostino. Non avevo dubbi. Volevo il ciccio, Agostino. Culo la testa! Dottore, droga la testa! Si è alzato il dottore. Ma che botta! Una botta con la testa esagerata. In questi casi lo sai che la ripresa televisiva non si può vedere. Va bene, siamo speciali. Vi facciamo vedere anche quello che... Ma poverino, C'è stato bisogno del medico. poverino, Lo accompagnano fuori. poverino. Sta bene al privato. No, è per quello che è medico. Ma che medico fa? Ma che medico è? Non medico chirurgo. Ma quanti anni ha? Scusami. Giovane non è tanto. Una trentina. da- Vabbè, per forza. Ma la celeste. Non lo sai, il classico medico. Sì, ma oggi è stato di notte, lo guidano soltanto Fabio. No, la vedono tutti buoni. Non lo so, ma secondo me non se la vedono. Secondo me se la Quindi ci sarà anche la scheda dentro. Secondo me se la tiene questo a casa. Vedere i figli li farà vedere. Guarda, io quella volta ho vinto la partita. Ah, che peccato. Vai Gigio. Vai. E va. E dai, vai sì. Eleonora, contesta. Smetti di riprendere. Con il sciopero. Bello, siamo per interruzione, abbiamo avuto un piccolo ritardo. Metti le strisce Ora sto in sciopero. che non ti pagano. Vai Gigio. Non mi pagano, sto in sciopero. Va bene, va bene. Non sbaglia. Grazie, va. 3 alto. Sasso presente. Ci sta. Qualcuno l'ha stretto per la panza.
anche girare. La squadra è in cerca di sponsor. Contattasse il numero. Che mazzo, contattare il coach Fabio Farina, se non c'è il numero. Detto Rouge. Vai! Oh, rientra in campo. Olè! Azione da 3 punti per Ancona. Da 3, 2 canestro e 1 tiro libero, sono 3. Ah, è vero. Me l'ero dimenticata quello. C'è proprio un'azione, no? Vai così, tira da Adriano, vai! Tira! Il silenzio. Oddio! Mamma mia, bravo Gigio! È una bella partita, sei Gigi. È vero. Oddio, oddio! Gigio! Mamma mia, che cos'è? Io intanto faccio anche la telecronaca. Sì, ma la telecronaca dovrebbe essere in parziale. No, vabbè. Guarda quello stronzo, guarda. Oh, Ritorna Ciro. basta per Ciro. Vai Ciro, Vai Ciro. fatti valere. Là qualcuno ci vatta. Dopo per forza devi mangiare perché questo Ciro ti consigliamo una lampada. Rimessa del Ciro. Fatto male ma passato. No, lui già si è fatto. Stava male alla caviglia. Vai Gigio! Dai,
nuovo. Ma non mi ricordo da dove veniva. No, penso di la loro under. No, perché una volta ho capito che veniva da Si è arrabbiato il giocatore. ho capito. Dove sta? Vabbè, fa niente. Però segna Luca. Si chiama Luca. Ci ha dato un altro tecnico. Con l'allenatore con tua sorella. Lo so, sì. Vai, va bene. Cambio. Questo pure è una nuova. Cioè Mi fai mangiare. Oddio! Che mangia tutto tu, devi sbagliare, guarda, tanto lo amo. Bravo! Lo stronzo. Se voleva fare il pipaccio. Vai Ciro! No, poverino, non c'è un po' di tifo. Volevo entusiasmare un po'. Vai Ciro, io non fare Ciro, cioè. Lo volevo incoraggiare un po'. Gira la telecamera. Vai, vai! Vai Ciro! Vai! Vai Ciro! Non ci credo, non c'è! Non ci credo! Anche la fine. Il giocatore completo. Ciro, mi fai un'azione. Vabbè, fa niente. Ciro, stasera offri tu. Vabbè, si sta vedendo perché non ci può credere. Sta bevendo acqua per difendersi. Acqua e zucchero. Questa roba che Ciro. Infatti pure io non ho un pochino pensato. Basta Ciro, aiuto. Dai! Devi sbagliare di... Ecco! E sbaglia nuovamente e vai! Ancora? Ancora? Perché ora è 16. Basta da Ciro, Ciro si è ripreso. Quest'altro stronzo di merda! Devi sbagliare! Secondo me Io la partita così. Ok, tua sorella fischia un po' troppo forte, mi dà fastidio alle orecchie. 5 falli, così. Veramente, ma 5 falli. Vabbè, ormai. Dopo dipende anche le sostanze, dopo vogliamo un'intervista a Ciro così. Ma questo stronzo di merda. Attacca il microfono, voglio un'intervista a Ciro. Sì, sì, allora dopo tu mi segui con la telecamera. Ho 3 piedi, basta Ciria! Dai! Perché la passa così la palla? Ma che è? Ronaldinho. Dai! Ma che sta a fare Gigio pure? Ragazzi, non 30 secondi.
facciamo un'inquadratura. Aspetta, poi si mettono tutti a fianco. Ecco il coach. Dove vedi il coach? Coach Fabio. Coach Fabio. Adesso mo se ci sta la telecamera, non mi sto divertendo. Saluto Alessandro, il dottore. Ok, no, riprendiamo pure quando esultano e poi chiudiamo. Non se stanno venendo qua. Oh, e non esultate, ragazzi. Ragazzi, dovete esultare, io vi devo riprendere. Nelle parti del coro c'è solo un presidente. Sono fissi questi uomini. Ciro, un saluto alla telecamera. Complimenti. Aveva già fatto una curva esagerata. No, se ne vanno tutti. Ma che tristezza. Raga, l'urlo al centro, è tradizione. Fatti salutare Alessandro. Sentiamo Gigi. Gigi. Gigi, regalaci la maglia. Saluta